Buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento serale di 4 domande della pagina Facebook Economia Forte, Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo con noi Alberto Montagnier, presidente dell'Associazione Culturale Raíces Venete. Buonasera Alberto e benvenuto a questo appuntamento. Buonasera Matteo e buonasera a tutti quelli che hanno la compiacenza di ascoltarci. Eccomi qua. Allora, Raíces Venete, o meglio, Veneto Nostro Raíces Venete, associazione culturale presente in Veneto ormai da quanti anni e cosa fa? Beh, ormai è dal 2004. Noi ci siamo sempre occupati della tutela, della divulgazione, della conoscenza, dell'insegnamento, della divulgazione a più persone possibile di quella che è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra lingua, cioè tutto quello che riguarda la civiltà veneta in tutte le forme in cui essa si esprime, dalla pittura, dall'arte, dalla musica, dal folklore, dalla cucina, dai piatti tipici, dai posti da visitare che abbiamo appunto in Veneto, turismo intelligente e così, una cultura a 360 gradi. Perfetto. L'associazione è presente in tutto il Veneto e come è strutturata? Beh, l'associazione adesso ha sede a Limena in provincia di Padova e poi abbiamo in quasi tutte le province del Veneto e anche nel Vicentino addirittura due sezioni, le chiamiamo così, due squadre di appassionati, di persone che ci danno un aiuto e che per ogni luogo, per ogni zona o provincia dove operano, hanno diciamo, il compito, da volontari chiaramente, e di organizzare in quelle zone eventi a scopo culturale. Ricordiamo che chiunque può far parte di Raíces Venete e basta amare la propria terra, la propria storia, la propria cultura e partecipare alle iniziative, basta scrivere un'email all'associazione e poi saranno contattati, giusto? Sì, senz'altro come è successo con molta gente, chi ci vuole contattare per dare un aiuto, basta che si metta in contatto con noi e l'importante è che sia una persona che ha veramente, come dicevi, a cuore la nostra terra, le nostre tradizioni. Non abbiamo nessun problema per persone da qualunque parte provengano, non facciamo nessun problema, come si dice appunto, di razza, religione e provenienza, purché amino il Veneto, sia che se sono nati, sia che siano anche dei, come si dice, dei nuovi Veneti. Veneto è chi Veneto fa. Beh, bellissimo. Ok, partiamo con la prima domanda, appunto come dice il programma, 4 domande a. Stiamo uscendo prendiamo appunto spunto dal periodo di epidemia da cui stiamo uscendo. Durante i 1100 anni di Repubblica, Venezia e i suoi territori videro più volte la peste e altre malattie. Quali furono i sistemi di prevenzione introdotti dalla Serenissima e quali furono le leggi che la Serenissima applicò? A leggi sanitarie. Sì, le cosiddette leggi di sanità. Beh, nel corso della sua storia le epidemie, le pandemie sono state numerose e vale la pena di ricordare, solo perché siano più note ai più, anche per dei simboli che sono rimasti poi sotto i nostri occhi, appunto ricordiamo la peste del 1575 e la peste del 1630. 1575 è rimasta la chiesa appunto del Redentore, 1630 abbiamo la Madonna della Salute. Tanto perché a Venezia qualcuno abbia anche un riscontro sotto gli occhi appunto di un ricordo di quei due tragici eventi. Sono state delle pandemie che hanno ridotto di un terzo la popolazione, sia a Venezia che nei territori della Serenissima, ma sono state delle pandemie che hanno colpito tutta Europa e tutto il mondo conosciuto di allora. Si parla di 20-30 milioni di morti. La Serenissima ha un'intuizione che in quei secoli in cui non c'era una scienza come siamo abituati noi uomini del terzo millennio, che ti aiutasse a combattere le malattie,
i sistemi erano solo dei sistemi empirici, dei sistemi, diciamo, quasi a dire meccanici, non dei sistemi di laboratorio o di profilassi, come ripeto siamo abituati al giorno d'oggi. L'unico sistema era quello di evitare il contatto. Ecco che Venezia destina delle isole e Konya il cosiddetto termine quarantena da 40 giorni. Siamo nel 1448. Già da prima alcune isole della laguna erano destinate, come dire, a lazzaretti da Maria di Nazareth, per tenere, diciamo, sotto controllo grandi masse di uomini, magari in occasione per dire, del concentramento magari di truppe in caso di guerra o di partenza per le crociate, perché avevano già notato che, considerate le precarie condizioni igieniche di quelle epoche lì, quando c'erano assembramenti di migliaia di uomini o di moltissime persone, ecco che si scatenavano dei contagi. Era più facile che si sviluppassero delle malattie. Ecco che allora viene destinata in primis l'isola del Lazzaretto Vecchio, che è vicinissima al Lido. Se qualcuno conosce un po' la laguna, all'interno appunto della laguna è vicino al Lido di Venezia, e lì comincia un luogo di detenzione per persone ammalate o anche sospette, per cui loro capivano che chi proveniva da determinate zone o da diciamo non era possibile capire subito se era malato, se aveva qualcosa, veniva tenuto in quarantena finché i sintomi di una possibile malattia scomparivano da soli. Il termine appunto erano i famosi 40 giorni, forse anche di biblica memoria, ma anche perché insomma quasi tutte le malattie in 40 giorni o guarisci o te ne vai. E la prima appunto isola che viene quella del Lazzaretto Vecchio, poi in supporto nel 1468, verso la fine del 1400, abbiamo anche il Lazzaretto Nuovo, perché chiaramente la popolazione cresce, crescono i traffici. Ripeto, venivano messi in quarantena equipaggi interi di navi, venivano messi in quarantena anche le merci. Questo non solo per le merci che arrivavano dal mare, ma la Serenissima poi sviluppa tutta una rete di controllo anche via terra, cioè lungo i confini, posti di controllo di sanità, dove anche lì le persone venivano sommariamente visitate, sempre con i limiti e i mezzi che c'erano a quel tempo, e anche la merce doveva rimanere, diciamo, in quarantena proprio per evitare che un eventuale virus o batteri entrassero nel territorio della Serenissima. A tutto questo era deputato il magistrato alla sanità, abbiamo prima i vecchi provveditori della sanità trasformati in magistratura alla sanità, che aveva un palazzo dove adesso sono i giardinetti reali a Venezia, recentemente restaurati. Siamo praticamente di fronte alla parte finale della Giudecca, all'isola di San Giorgio, dietro alle procuratie, verso il bacino di San Marco. Quando si arriva, diciamo, dalla piazza San Marco, si guarda San Giorgio sulla parte destra. Lì c'era un palazzo che era la sede del magistrato della sanità, che sovraintendeva un po' a tutte queste norme, questi regolamenti, per fare in modo che le epidemie, di difendersi in qualche modo dalle epidemie. Era un palazzo temuto da tutto il bacino mediterraneo e anche dai paesi, diciamo, stranieri, perché quello che faceva Venezia, per forza di cose, lo dovevano fare anche gli altri, perché se tu volevi vendere la tua merce, transitare, portarla a Venezia o riceverla da Venezia, dovevi anche tu adeguarti a queste regole. Era un palazzo, dico, temuto, perché purtroppo alla caduta della Serenissima con l'arrivo dei francesi è stato proprio smantellato, abbattuto. C'è chi dice perché i nuovi governanti dovevano dalle procuratie riuscire a vedere dalle finestre il bacino, ma in realtà sembra quasi che ci fosse anche una certa vendetta, cioè l'hanno sopportato per secoli, che dettava praticamente leggi in materia sanitaria e tutto il mondo doveva adeguarsi, il mondo conosciuto di allora,
che sembra quasi sia stato abbattuto proprio quasi come una vendetta, come uno spregio. Rimane comunque il fatto che Venezia, grazie a Dio, a queste norme di sanità, che erano centinaia chiaramente, per secoli riuscì dopo le due pesti che ho citato prima, di manzoniana memoria, per secoli riuscì a contenere e a limitare i danni di altri contagi, che non sparirono completamente in quei secoli. Sarebbe stata una cosa praticamente impossibile, però grosse pandemie con il numero di morti che ci fu a cavallo del 5 e 600 non si ripeterono più dei disastri simili. E col vantaggio che alla fine ci siamo trovati due bellissime chiese e non, e con delle opere d'arte di inestimabile valore alla fine di ogni pandemia. Cioè, certamente il Senato fece voto di erigere queste chiese, la Salute di Baldassare Longhena e il Redettore del Dio. Esatto. Per cui è rimasto per noi posteri immeritatamente è rimasto qualcosa di estremo valore spirituale e anche chiaramente materiale. Ora passiamo all'aspetto commerciale della Repubblica. E nella Repubblica ricordiamo che il commercio era libero, però lo Stato era presente nella gestione e nell'organizzazione del commercio e soprattutto dei flussi commerciali. Come funzionava? Sì, anche lì Venezia ha fatto scuola, una scuola che purtroppo molti uomini moderni, fra virgolette, e soprattutto i politici moderni non vogliono imparare, non vogliono andare a studiare prima e poi magari farne anche tesoro. Giustamente, come hai detto, era il connubio fra Stato e privato che funzionava benissimo, avevano trovato la formula corretta. Lo Stato doveva continuare a fare lo Stato, ma com'è che doveva dare il suo appoggio eventualmente al privato che potesse commerciare, svilupparsi e rendere al meglio la sua imprenditoria, far rendere al meglio la sua imprenditoria. Lo Stato garantiva, controllava e difendeva, non si metteva in mezzo. Ecco. Mentre i privati avevano ampio margine di manovra, veniva lasciato libero spazio alla loro intraprendenza, chiaramente avevano poche regole e molto chiare da rispettare. Faccio un esempio. Venezia ha avuto l'idea di concentrare i flussi commerciali tramite convogli, chiaramente per il mare, questo diciamo soprattutto fino al 1400, quando poi ci sarà l'espansione in terraferma, però vediamo una Venezia prima del 1400 completamente proiettata sul mare, si diceva coltiver il mare e assestare a terra, per cui disciplinava questi flussi mettendo in campo lo Stato a disposizione dei privati delle flotte mercantili protette da flotte militari, per cui metteva a disposizione i mezzi, gli equipaggi, i comandanti, e poi i privati invece dovevano mettere l'investimento, cioè di andare ad acquistare nei vari mercati lontani le merci da dopo portare a Venezia, da dove poi dall'Oriente, soprattutto spezie, broccati, sete, tessuti pregiati e pietre anche preziose, poi venivano distribuite in tutta Europa. Poi l'altra, diciamo, presenza dello Stato era in una cosiddetta garanzia, cioè i privati investivano, si chiamavano le cosiddette colleganze, era una specie di azionariato diffuso. Se uno metteva il 10% avrebbe avuto il 10% del ricavato, se uno metteva il 5% aveva il 5%, ma questi patti, diciamo, fra privati venivano sottoscritti in presenza di un pubblico ufficiale che garantiva che poi i patti fossero rispettati. Per cui quando la nave poi tornava, il ricavato di quel carico
veniva distribuito come era stato pattuito alla partenza e garantito da un pubblico funzionario. Ecco per cui la presenza dello Stato c'era, ma non andava a interferire con il tipo di merce, col tipo di mercato, a quanto vendiamo, a quanto compriamo. Lì era compito del privato, del mercato. Ecco. Perché anche lì c'è un termine, senza voler denigrare nessuno, c'è commercianti e mercanti. I mercanti si distinguono dai commercianti perché è il mercante che va nei mercati, che va dove vengono prodotte le materie, dove vengono prodotti, scusate il gioco di parole, dove vengono fabbricati i prodotti e va lì a battere il prezzo. E poi veniva portato tutto a Venezia. Questo sistema funzionava, avevamo questi convogli che partivano 2 volte all'anno nelle stagioni migliori, ma addirittura avevamo delle mude che andava anche nel nord Europa, la muda di Fiandria, la muda di Southampton e poi chiaramente tutto il Mediterraneo, la muda di Barbaria, la muda d'Egitto e le mude che andavano di Costantinopoli chiaramente verso il vicino Oriente. Il valore di questi carichi viene stimato in svariati milioni di euro, diciamo volendo fare una rivalutazione al giorno d'oggi, ecco, per cui forse con certi carichi si sfiorava anche il miliardo di euro, facendo una giusta rivalutazione dei valori dell'epoca, magari rapportati ai valori odierni di qualche prodotto. Anche perché poi gli orari di partenza e di arrivo delle mude dovevano essere gestiti soltanto nei periodi estivi, finché non è stata inventata la bussola, perché è stata poi la bussola per mettere la partenza durante i periodi invernali, mancando le stelle, essendo coperto. Quindi il gestire tutti i traffici in quei 4-6 mesi di chiaro doveva per forza esserci la presenza dello Stato. Sì, sì, certamente. Anche però fino a tempi recenti, fino alle invenzioni moderne, si evitava di andare per mare anche nei secoli successivi con la brutta stagione, sia per la marina mercantile che per la marina militare. Sì, faccio un piccolo inciso, senza voler andare troppo fuori tema, ma nelle ultime azioni militari di Angelo Emo che va a bombardare il Nord Africa nel 1782 e poi nell'inverno va a svernare a Cagliari. Intanto per fare un piccolo inciso, però nell'inverno si tendeva a ricoverarsi da qualche parte al sicuro e si tornava fuori con la bella stagione. Sì, sì. Beh, andare a Cagliari d'inverno non era poi male. Sì, comunque sempre per fare un riferimento sempre alle scoperte dell'epoca nell'arte della navigazione, anche la bussola non l'hanno inventata i veneziani, per carità, però è nostra la rosa dei venti, cioè quel sistema di interpretare i venti che prendeva l'isola di Creta come centro del Mediterraneo e da lì si calcolava la provenienza dei vari venti, perché il vento proviene, quando si parla di vento ci si esprime che il vento proviene da nord, da sud. Ovviamente a garantire tutti questi commerci c'era lo Stato, però uno Stato che aveva una stabilità monetaria notevole, una stabilità che, se è vero, è durata per oltre 5 secoli, la stabilità monetaria della Serenissima. Sì, esatto, anche, meriterebbe tutta una serata un argomento del genere, però cerchiamo solo di dare delle pillole o diciamo, dei motivi poi di approfondimento se uno ha piacere e di fare così, di sollecitare la curiosità. Abbiamo appunto che nel scusate un attimo che anch'io ho qualche abbiamo all'inizio del 400 appunto la comparsa del ducato veneziano che poi prenderà subito il nome dello zecchino. Zecchino perché oro zecchino, che è ancora un termine che
che usiamo anche oggi. Addirittura ricorderà lo Zecchino d'Oro, una simpatica trasmissione per bambini, perché aveva un titolo del 99,97% di oro, praticamente rasentava la purezza assoluta. Pesava 3 grammi e 545 millesimi di grammo, poco più di 3 grammi e mezzo. Detto così, sono due dati che vabbè, rimangono fermi là. Ma il fatto che per quasi 5 secoli, come dicevi, fino alla caduta, non sia mai variato il peso e il titolo, ciò significa una stabilità monetaria che non conosceva svalutazione. Cosa vuol dire questo? Che negli altri stati, se c'era meno oro, facevano monete più piccole. Invece che pesare 3 grammi e mezzo, magari li facevano pesare 3, 2,80, 2,70 e sempre più piccole. Invece Venezia rimane sempre sui mercati con la sua moneta di ugual peso. Anche il titolo variava, perché chiaramente facevano delle leghe e, come dire, annacquavano il titolo di oro. Veniva abbassata la percentuale di oro all'interno di una moneta. Invece Venezia continua col 99,97. Capite benissimo cosa voleva dire anche in periodi difficili, di guerre, di epidemie, come dicevamo prima, se dietro non c'era uno Stato concreto, uno Stato che in qualche modo funzionava, uno Stato presente anche proprio nei momenti peggiori, capite benissimo che non sarebbe stato possibile questa cosa qui. Per carità, Venezia inventa anche il debito pubblico che lo Stato garantiva, si indebita nei momenti di guerra, quando invece tutti vorrebbero scappare con i soldi, i veneziani portavano i soldi allo Stato perché potesse pagare armi, navi e soldati per difendere i commerci, per cui stranamente nei momenti di tensione il debito saliva e poi quando passava il brutto momento è riuscita Venezia in più di qualche occasione a quasi azzerare il debito pubblico. Qualcosa che grande invece amore. i governi non sanno fare. Una grande gestione della contabilità del pubblico. Era un'attenzione, cioè la solidità dello Stato e pochi principi chiari, cioè che il bene comune doveva essere sempre sopra di tutto, perché andava benissimo anche l'imprenditoria, che la gente si arricchiva, qualcuno si è arricchito fuori dei modi, perché abbiamo ancora adesso generazioni di persone nobili che ancora vivono di quello che ha lasciato quegli immensi patrimoni, dopo generazioni che sono passate, guerre mondiali, ancora hanno di quelle sostanze che i loro avi gli hanno lasciato, e per cui i patrimoni di alcune famiglie erano assimilabili ai patrimoni delle case regnanti europee, ma negli altri stati in Europa di case regnanti ce n'era una sola. Qui invece famiglie nobili con patrimoni immensi hanno parecchie. Per cui una ricchezza incredibile, però per quanti soldi uno potesse avere, ma non doveva mai prevaricare quello che era l'interesse pubblico, quello che era lo Stato. Sì, sì. Il Doge, che era il Doge, si inginocchiava davanti a San Marco perché San Marco rappresentava lo Stato. Quindi, come a ricordare che abbiamo sempre qualcuno sopra di noi, per quanto belli, ricchi, fighi, in salute e tutto, però qualcuno ti ricorda che c'è sempre qualcuno sopra di noi. Arriviamo al Settecento, un secolo che viene dipinto come un periodo di decadenza, soprattutto sul piano economico-finanziario, da chi cerca di dare una parvenza di ovvietà alla momentanea sospensione della Serenissima. Vogliamo spiegare come erano effettivamente le cose e che non era un periodo di decadenza? Sì, benissimo. La favoletta che ti insegnano anche a scuola, no? Venezia inizia a decadere dopo la scoperta dell'America, perché appunto i traffici prendono un'altra strada, dal bacino mediterraneo si sposta tutto sull'Atlantico. Beh, intanto non è che
se il 12 di ottobre, come dice la storia, 1492 viene scoperta l'America, non è che il giorno 13 di ottobre già erano tutti che andavano a comprare o vendere roba in America. Ci vorrà oltre un secolo o più di un secolo, perché le potenze che si affacciano sull'Atlantico, Spagna e Portogallo in primi, poi verranno seguite da Francia e Inghilterra, si organizzino per far diventare quelle nuove terre redditizie dopo essere state appunto conquistate. Per cui Venezia ha un secolo d'oro che è il 500, in cui la popolazione dall'inizio del 500 alla fine del 500 varia da 1.300.000 abitanti a 1,5 milioni, per cui numeri ancora alquanto contenuti. È il periodo della maggiore arte, tiene testa alla Lega di Cambrai ai primi del 500, tutta l'Europa contro Venezia, e qui dietro di me c'è appunto il quadro del Doge Loredan, che è quello che dovete, diciamo, soffrire quel periodo, soffrire, comandare e gestire la Repubblica in quel periodo molto molto difficile. Ne esce quasi indenne ed è ancora, ripeto, da un punto di vista finanziario e ancora tuttora commerciale e militare una potenza. Inizia però, diciamo, il trasferimento degli interessi dal mare, quello che vi dicevo prima, che dicevano appunto, ve lo ricordo, coltiva il mare, assestare a terra, invece si inizia a spostare sia gli investimenti capitali verso l'entroterra, che si è venuto a formare appunto dal 1400 in poi, con le famose dedizioni, cioè territori che si davano spontaneamente a Venezia senza bisogno di far battaglia, rispettando statuti, leggi e con un'ampia visione federalista dell'epoca. Per cui abbiamo una Venezia potente. Anche il 600, anche se comincia a essere un secolo di ridimensionamento, non di ritirata come dice qualcuno, o di decadenza, però si comincia ad assestare e difende ancora i suoi possedimenti in Levante, ha ancora una discreta presenza sui commerci nel bacino del Mediterraneo, inizia a esserci l'imprenditoria di terraferma, per cui coltivazione del banco da seta, il caolino e le maioliche e le porcellane, la zona 9 di Bassano, fabbriche di armi nel Bresciano, cioè c'è di tutto, ma perché dietro c'è appunto uno Stato che aiuta. Abbiamo i primi esempi di prestiti a fondo perduto, purché qualcuno impianti un'attività. Arriviamo, cerco di andare veloce perché so che il tempo è tiranno, arriviamo al 700. Il 700 appunto viene dipinto come un qualcosa di devastante a sentire determinati storici, ma in realtà il fatto che Venezia sia rimasta fuori di tutte le guerre del Settecento, guerra di 30 anni, le varie guerre di successione, Ducato di Mantova, guerra di successione di Polonia, cioè da tutti quei casini, diciamo così, usando un termine popolano, gli aveva permesso ai suoi traffici di diventare di nuovo la prima bandiera che passava per il Bosforo, che commerciava con Costantinopoli. Il debito pubblico era sotto controllo. C'erano tutte le varie scuole, che noi diciamo scuole, ma in realtà erano congregazioni o corporazioni di artigiani, di arsenalotti, di operai e di appunto anche scuole di devozione, scuole religiose, così, che riuscivano a mettere da parte dei fondi per gli orfani, per gli invalidi, per chi moriva sul lavoro, per le vedove, per tutti, per cui si accumulava ancora ricchezza. Si accumulava ricchezza e veniva messa a disposizione delle generazioni future. E anche lì lo Stato dove era presente, lasciava la gestione privata, ma c'era un magistrato sopra le scuole appunto che andava a controllare che i conti fossero in ordine. Investivano chiaramente in opere d'arte, per cui anche lì adesso tutto il patrimonio che c'è a Venezia ci troviamo sotto gli occhi. Dobbiamo ringraziare questa gente che lavorava e anche risparmiava per le generazioni future.
per cui c'era un ottimo mercato del Banco della Seta, ottime coltivazioni di tabacco in Valsugana, e con la produzione chiaramente di sigari. Ecco, per cui Brescia, come dicevo prima, continuava a forgiare armi, a forgiare pistole, sciabole nel Bellunese, miniere di ferro da dove venivano fatti, insomma, forgiati tutti i chiodi che poi tenevano su le travi a Venezia, e anche venivano esportati. Una Florida, nel Vicentino, industria della carta, tanto si dice che quando il turco, il signore della Porta a Costantinopoli, il Gran Visir, dichiarava guerra a Venezia, probabilmente lo faceva scrivendo su un pezzo di carta prodotto nel Vicentino. Quindi, insomma, e poi abbiamo l'arte che anche nel Settecento, fra teatri, musica, compositori, Vivaldi, Gabrielli, abbiamo Galuppi, Tartini di Pirano, perché non dimentichiamoci anche l'altra sponda dell'Adriatico, Goldoni, cioè c'è poco da dire che lo Stato aveva subito la Serenissima un ridimensionamento, ma non una decadenza tendente alla morte come te la raccontano a scuola o come te la raccontano certi storici per giustificare poi il fatto di un certo percorso che ci porta ai nostri giorni. Era un ridimensionamento, ma ridimensionamenti li hanno avuti tutti, perché l'Austria-Ungheria era un impero, gli Asburgo erano un impero potente ed enorme, e adesso c'è solo l'Austria, non ha nemmeno più lo sbocco sul mare. La Turchia stessa, l'impero ottomano, che arrivava fino a praticamente i confini con l'India, anche lì adesso è uno stato ridotto sulla sola Turchia. L'Inghilterra stessa, se pensiamo a tutti i possedimenti che aveva in giro per il mondo, adesso è solo Regno Unito. Sono passati tutti di là, però nulla e nessuno giustificava che una entità statuale come la Serenissima venisse cancellata. Perché deve essere stata cancellata? Aveva avuto un ridimensionamento, però rimaneva benissimo in piedi con le sue gambe, con le sue forze, e non aveva bisogno di niente e di nessuno. Anzi, hanno iniziate anche delle discussioni in Senato per iniziare a passare il potere dalla classe nobile all'emergente borghesia mercantile. Non gli è stato dato tempo, però era un dibattito che era iniziato con tutte le varie resistenze di chi non era d'accordo, ma come in tutti i paesi del mondo, prima o poi magari la quadra si trovava. Esatto. Comunque la Serenissima non è sospesa. Diciamo che ha subito una sospensione e vive nei cuori di molti veneti e veneziani, per cui, facendo tesoro di quello che è stato il passato, di quell'immenso capitale culturale, civile, legislativo, utile a tutti, perché non è che adesso deve essere solo una cosa utile a noi appassionati, ma sarebbe utile anche agli amministratori e ai politici italiani del giorno d'oggi, per andare a vedere magari veramente cos'era il senso di Stato e lo spirito di servizio, tanto sbandierato oggi, ma che poi ai conti fatti non mi sembra che sia tanto, diciamo, che seguono i fatti le belle parole che sentiamo in televisione o durante interviste. Comunque abbiamo capito che bisogna conoscere il passato per capire il presente e progettare il futuro. Io, Alberto, ti ringrazio infinitamente della tua disponibilità, magari ci incontreremo durante l'estate per parlare l'Andar per Mar di Venezia, quindi l'uso delle carte da mare, quindi sarà un discorso estivo e quindi ne parleremo più avanti. Ti ringrazio ancora. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito anche in questa serata. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 3 giugno, quindi qualche giorno di riposo, e buona serata a tutti e grazie ancora. Grazie Alberto. Grazie di tutto.